Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria, l'emittente televisiva senza peli sulla lingua, ma solo sul corpo. Vediamo subito la programmazione odierna di oggi. Alle 19 Vengo anch'io, no tu no, un programma dedicato all'Italia e alla sua partecipazione ai mondiali di calcio 2018. Alle 20 il documentario sulle abitudini alcoliche del Veneto, rosso di sera, mal di testa alla mattina. E alle 21 il gioco a premi vietato ai minori di 18 anni, erezione a catena. Ma vediamo prima le anticipazioni del nostro TG. Buona serata! Zevio. Stavano effettuando un trasloco, ma uno dei due operai aveva bevuto come un possetto. Il congelatore che conteneva tenche e bisati si è irrimediabilmente desfatto. Carmignano di Brenta. Stava attraversando il fiume con il motociclo quando ha trovato una busa. La moto è andata in mona. Montegrotto Terme. Brutta disavventura per questo atleta che durante l'allenamento ha scavessato l'asta. Si è poi appreso che l'aveva comprata il giorno prima dai cinesi. Masara. Stava trasportando paia e luame ma è scivolata. Ne ha mangiata una bella boccona. Villorba. Stava provando il motociclo del figlio, ma era furba come un paracaro. 12 punti. Feltre. Disturbava il fidanzato lanciandogli addosso popcorn, ma l'uomo ad un certo punto si è incassato. Consegnava volantini all'esterno della scuola di Simela quando ha voluto fare il figo. Ora parla come una geisha di Kyoto. Cassola. Stava salendo sul fidato Musso, ma ha preso male le misure e si è scavessato le coraie. Questa signora di Conegliano ha preso la patente con i punti della Barilla e ha fatto un po' di confusione fra freno e acceleratore, desfando la macchina del marito che si farà risarcire con lavori prostaticamente utili. Grande macacada per questo giovane di Trissino che voleva saltare gli amici ma si è grattugiato il muso. Campo Nogara. Aveva scommesso 10 euro che sarebbe riuscito a bere una birra a testa in giù, ma non aveva fatto i conti con la scimmia alcolica. Gli amici lo stanno coglionando da 8 giorni. C'è salto. Oggi temperature in calo, giornata nuvolosa con forti venti.